Da così a così è tornato in piena attività l'ufficio postale di Rossano Veneto, gravemente danneggiato a seguito di un colpo avvenuto lo scorso 24 gennaio, quando i malviventi fecero esplodere il postamat provocando l'incendio di buona parte della struttura. Il danno è stato veramente molto grave. L'incendio che si è sviluppato dopo l'attacco dei malviventi ha generato delle polveri che dovevano essere aspirate con un sistema nuovo, una tecnologia criogenica. Soltanto di spese per il ripristino dell'ufficio siamo sui 100.000 euro, 40.000 i soldi che sono andati bruciati e non metto il danno derivante dagli spostamenti, dal mancato guadagno, chiamiamolo così, dai mancati servizi erogati. Per mesi i residenti di Rossano sono stati senza posta, dunque, costretti a raggiungere gli uffici postali dei paesi limitrofi con inevitabile disagio. Un disagio per voi. Vada Dio. Tutto bene con ciò che finisce bene, siamo felici, siamo contenti e adesso si torna alla norma. È perché aveva mia figlia che mi portava magari su dove che era Rosà, però sa, qui eravamo proprio tanto più vicini e tanto più contenti. E la prima utente dell'ufficio postale di Rossano è stata proprio il sindaco, Morena Martini. Ho inaugurato effettivamente l'ufficio postale alla riapertura, siamo molto contenti e anche della collaborazione che c'è stata con Poste Italiane, abbiamo accelerato i tempi rispetto a quello che si pensava e stamattina siamo qua.